Grazie al vice governatore dello Spirito Santo, Riccardo Ferrasso, che l'anno scorso abbiamo saputo di questo legame grazie ai loro nonni che sono sono partiti dal Veneto per andare in Brasile, e quindi questo legame forte. Tra l'altro il papà adesso è candidato su una città importante dello Spirito Santo, e quindi vogliamo proprio fare questo ponte di unione tra Italia e Brasile, anche con questa pietra per loro è molto importante, che è il marmo. Un tour di concerti da domani? Sì, e grazie alla Camerata, questo gruppo di ragazzi professionisti molto bravi, e quindi ho invitato i miei colleghi sindaci Villafranca e il Malcesine per sentirli, perché ieri sera siamo stati veramente onorati a sentire questa grande qualità di professionisti, il tenore, il maestro, e ci hanno veramente emozionati cantando canzoni nostre storiche dei nostri nonni. E concerti che nell'arco di una settimana avverranno? Sì, in tutta la settimana, dopo Jesus, che lei ha organizzato tutto questo, quindi grazie a Jesus, perché è stato veramente questo ponte umano tra noi e il Brasile, che ha accompagnato questi ragazzi in questo tour in Italia, grazie anche poi alla visita al Marmo Mac. Giovani professionisti, Rocha Attiva è il braccio sociale del settore del marmo. Praticamente questa associazione è la dimostrazione viva di come i imprenditori riescono a trasformare i contributi in cose concrete. È un'associazione che lavora sull'ambito sociale, sanitario e anche culturale. I ragazzi che abbiamo visto sono i ragazzi proprio della Camerata. Siamo arrivati in Veneto, ma siamo partiti dal Vaticano, dove il Papa ci ha ascoltato, passato per quello che era l'ambasciata del Brasile a Roma. Siamo passati per Pistoia, perché non è da dimenticare che abbiamo avuto soldati morti nella seconda guerra mondiale, i nostri soldati brasiliani. Dunque questi ragazzi sono passati anche di là a rendere onore ai nostri soldati brasiliani, e finalmente approdati in terra veneta. Io faccio un invito importante. Noi la serata del 24 abbiamo una serata molto importante, una cena nella Fiera del Riso di Isola delle Scala, e durante questa cena con l'associazione UCET, Unione Confraternita Enogastronomica del Triveneto, questi ragazzi ti degusteranno con questa melodia che tanto ha raccontato anche il sindaco di Bovolone. Una precisazione da fare è che tutto questo che è successo in Italia è l'unione proprio di quello che è l'Italia e il Brasile, perché le partnership che abbiamo sentito prima, ad esempio Sangam, l'associazione di Bovolone, li ospita per una settimana. Abbiamo avuto dei donatori privati che ci hanno trovato le macchine, e dunque l'unione, la simbiosi. Questo per dire che un momento come questo, che ci sono 60 focolai di guerra per il mondo, questa è l'unione che si può portare la pace anche attraverso la musica.